Un ponte fra antico e moderno, è questa l'ispirazione della 159esima mostra del Tigullio. A testimoniare questo legame, che ha radici molto profonde, il lungo rapporto fra la chiesa locale e la società economica. Fin dai suoi inizi il sodalizio chiavarese venne sostenuto dai sacerdoti della città. La figura più rilevante fu Antonio Gianelli, che era parroco qui di San Giovanni e diede un contributo nella prima parte della nascita di questa società, ma poi successivamente anche diversi parroci dei territori di campagna collaborarono all'opera di conoscenza di nuove culture agrarie fatte dalla società economica, cercando di convincere i contadini che era buono ad esempio piantare le patate. Questo rapporto dunque oggi si inserisce perfettamente nell'idea di mostrare la possibilità di proiettare l'antico nel futuro. È un'esperienza che si rinnova nel cercare di guardare a progetti culturali, di istruzione e anche per uno sviluppo del territorio. Dunque anche la presenza del vescovo testimonia questa storia. Ma direi di sì, è una tradizione che ancora oggi è rivolta verso il futuro. Ho usato l'immagine dell'albero. L'albero ha radici forti, rappresenta una storia, ma guarda al futuro attraverso i suoi rami con i germogli verdi. Lavorare insieme oltre i particolarismi, guardando a che cosa significa poter operare per il bene delle persone. Le installazioni sistemate negli spazi della società economica sono state pensate proprio con questo obiettivo: proiettare nel futuro ciò che le mani degli artigiani chiavaresi e del territorio hanno saputo costruire e consolidare nel tempo. Hanno fatto un bellissimo intervento, insolito tra l'altro, no? Molto artistico. Soprattutto mi piace questi temi, uno è sul cinema, l'altro, e poi questi due archi di seggiole che riprendono gli archi di Chiavari che ci sono proprio fortunatamente dietro. Sono molto belli, Un intervento molto intelligente. Tra l'altro noi siamo nella sala dei convegni, non si direbbe. No, nella sala dei convegni l'hanno trasformata molto bene, complimenti. Abbiamo anche il pianoforte, insomma c'è tutto. Qualcuno che suoni qua, no?